Con Fuori dal coro stiamo girando da 3 giorni a Treviso e nell'Interland per documentare il fenomeno delle cosiddette baby gang. Le abbiamo trovata più di una, e una di queste proprio ieri, diciamo in zona di Piazza Borsa, dove ci sono i porticati, dove si mettono loro di fronte al supermercato PAM, ci hanno aggredito con il lancio di bottiglie. Una di queste mi ha colpito violentemente al ginocchio sinistro, provocandomi una contusione, e fortunatamente non si è rotto il ginocchio con una violenza inaudita. Giovani, 7 o 8 in tutto, che prima hanno iniziato ad insultare la troupe, poi sono passati alle vie di fatto, hanno lanciato contro giornalisti e operatori bottiglie di vetro. Stavamo intervistando due di ragazzi che avevamo già incontrato 2 giorni prima alle fiere di San Luca, e ci avevano urlato di tutto, i vari vaffa. E poi ci avevano detto anche free baby gang, free baby gang. Allora abbiamo fermato loro. Nel momento in cui fermavamo loro, altri complici della loro baby gang si trovavano dall'altra parte del porticato, e sostanzialmente per fermarci in questa intervista, che avveniva lì sul suolo pubblico, insomma vicino a Piazza Borsa di fronte al PAM, hanno iniziato a lanciare bottiglie di vetro coperti in volto. Uno di loro aveva anche un cane. 2 giovani, un minorenne ed un maggiorenne, sono stati identificati. La giornalista si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. Ora le indagini dei militari dell'Arma per ricostruire quanto accaduto e per dare un nome ed un volto ai componenti della baby gang. Saranno acquisite anche le telecamere di videosorveglianza della zona. C'erano dei residenti che chiaramente hanno assistito alla scena e si sono allontanati per la loro sicurezza, quindi noi ci siamo ritrovati da sole, accerchiati. Cristina Autore, la giornalista, si è recata in ospedale per essere medicata, ma assicura: non ci fermiamo, questo è il nostro lavoro. L'aggressione è stata interamente ripresa. È un luogo che noi sapevamo che era un luogo a rischio, eppure lì non c'era il presidio, non c'erano loro che come sempre stanno lì, e anche i residenti infatti ancora prima dell'aggressione ci dicevano: guardate, state attenti qua. Allora quello che io mi domando da giornalista è: se si sa che ci sono dei luoghi da attenzionare, non capisco perché continuano ad essere il posto loro. La mia impressione che mi rimane, che mi è rimasta in quel momento, è che fosse proprio un posto di loro proprietà, che neanche potevamo avvicinare per fare una domanda, e questo non può avvenire in pieno centro storico di una città.